8 e 10 della mattina. Tra l'assonnato e l'intirizzito, per i ragazzi delle superiori Falomir è ora di entrare a scuola. Il termometro segna 4,5 gradi e il tepore delle aule sembra proprio un buon rifugio. Ma la sensazione non dura a lungo. Come stabilito dal preside, alle 9:30 è già ora di spegnere il riscaldamento. Anche se la splendida giornata invernale aiuta, dopo qualche ora le temperature si abbassano nelle aule e coperte, sciarpe e guanti fanno capolino. Debemos unos 8.000 euros en facturas pendientes. Dobbiamo 8.000 euro solo di bollette, 4 mesi di luce, minacciano di tagliarci l'acqua, mentre per il riscaldamento ci rimane gasolio praticamente solo per i prossimi 15 giorni. Solamente nos quedará gasoil para unos 15 días. Ma come la prendono i ragazzi? Quando spengono il riscaldamento ci portiamo delle coperte o teniamo semplicemente addosso le giacche, ma non è piacevole. Lasciate senza soldi, le scuole hanno dovuto tagliare davvero tutto, ci dicono in quest'altro istituto. Non abbiamo carta igienica né fotocopie e il gasolio sta per finire. Molto spesso è la buona volontà a garantire la normalità. Io insegno biologia, con gli allievi ci esercitiamo su finti cuori o finti polmoni. Ognuno di questi oggetti mi costa 2 euro e li pago di tasca mia pur di poter continuare a insegnare. La maggior parte dei centri scolastici primari e secondari di Valencia scende ormai in piazza ogni giovedì vestita di lutto per protestare contro i mancati pagamenti dell'amministrazione pubblica che li obbliga a lavorare e a studiare spesso senza riscaldamento o materiale didattico. Chi protesta denuncia che da una parte si spendono ancora soldi in grandi eventi legati alla bolla immobiliare, mentre dall'altra mancano le cose minime. Le grandi costruzioni come la Città dell'Arte e la Scienza di Valencia o gli eventi come la Formula 1 o la visita del Papa sono state enormi fughe di denaro. E infatti a pochi chilometri dalle scuole troviamo questo aeroporto fantasma costato 200 milioni. Qui non è mai atterrato un aereo, ma la sola manutenzione richiede altri 40 milioni all'anno e pensare che è pressappoco quanto la regione deve alle scuole.